bentrovati. Oggi deliziamo il nostro palato con un dolcino semplice che non necessita, guarda un po', nemmeno di cottura. Quindi una cosa veloce, bella, diciamo che incuriosisce, sembra magari una preparazione chissà quanto elaborata, ma alla fine è semplicissimo. Che cosa ci serve? Facciamo dei tartufi al limone. Quindi dei biscotti secchi a vostro piacimento. Io do una quantità sempre, lo so di essere ripetitiva, però questo è giusto pochi per un fatto televisivo, se no voi potete tranquillamente raddoppiare le dosi. Allora abbiamo 200 g di biscotti secchi, a vostro piacere, biscotti da colazione, 100 g di cioccolato bianco che noi abbiamo già fatto sciogliere a bagnomaria per ottimizzare i tempi, più o meno 50 g di zucchero a velo, succo e buccia di un limone e qualche cucchiaino di limoncello. Allora, abbiamo anche dello zucchero semolato, ma questo ci servirà nel successivo passaggio, per cui adesso lo mettiamo da parte. Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto frullare i biscotti. Quindi prendiamo il nostro frullino, sono pochi, quindi ci sbrighiamo, nel senso che anche se lo facciamo a 2 volte perché il contenitore è piccolino. Ecco qua. Che poi ce li buttiamo qua dentro. Quando li dobbiamo poi lavorare. E quindi frulliamo sti biscotti. Ecco qua. Diciamo che con questa quantità, per quanto sono pochi, però comunque un bel piatto ce lo facciamo, un bel vassoietto piccolo. Ecco qua. Perfetto, perfetto. E allora, a questo punto che dobbiamo fare? Aggiungiamo lo zucchero a velo, ripeto più o meno 50 grammi, un cucchiaio, così lo giriamo con calma. Poi mettiamo il succo del limone. Allora, prima lo grattugiamo, poi dopo quindi la buccia di un limone, ovviamente sempre limoni biologici. Ce lo mettiamo tutto perché il fatto che c'è il cioccolato bianco, che è un pochettino più dolce rispetto a quello scuro, o comunque quello fondente, e allora questo, diciamo, il limone addolcisce un po' questo, diciamo aggiusta questo dolce un po' stomachevole del cioccolato bianco. Poi ragazzi, il gusto ci guadagna quando a uno, a secondo come gli piace, se gli piace molto dolce non c'è problema. A me il cioccolato bianco, a dire il vero, un pochettino mi inquieta, nel senso che è troppo dolce. Va bene così. Ok, a questo punto il succo di questo limone. Ecco perché l'ho grattugiato prima, perché altrimenti adesso, quando poi dovevo grattugiare la buccia, diciamo che mi riusciva meno. Invece con il limone intero sono riuscita meglio a grattugiare la buccia, perché poi questo è vuoto, quindi rischiamo anche di farci male. Ecco qua.
Ovviamente poi nell'impasto vediamo un pochettino come ci troviamo. Se è il caso, magari il limone è troppo piccolo e il succo è poco, ci regoliamo poi in base a come viene l'impasto, deve venire lavorabile. Ecco qua. Spostiamo un po'. Perché quello che adesso ci fa, diciamo, amalgamare bene è il cioccolato sciolto. Un po' di limoncello, diciamo un cucchiaio, ma anche perché gli porta già un profumo diverso. E mettiamo il nostro cioccolato sciolto. Ops. Ce lo mettiamo tutto perché fa da legame a questi tartufi. Ecco qua. E iniziamo a mescolare il tutto. Ovviamente è un lavoro che va fatto poi con le mani perché, diciamo, dobbiamo ben amalgamare questo cioccolato con i biscotti. Allora, vediamo un pochettino, perché intanto il cioccolato è caldo e quindi ancora non dà, deve poco poco raffreddare, quindi lavorandolo si raffredda e si inturisce. Lasciando sempre comunque una cremosità che serve a noi per fare questi tartufini al limone. Vedete come si sta compattando? Questo è dovuto al fatto che ci abbiamo messo il cioccolato e adesso sta legando. Ecco qua. Volendo raccogliere un po' il tutto, mettiamo un altro po' di limoncello, tanto profuma, quindi non guasta. Adesso trasferisco questo impasto nella ciotola dove abbiamo sciolto il cioccolato, così lo raccogliamo tutto. Questi sono dolcini simpatici, voglio dire che un po' incontrano il gusto di tanti. Viene un po' dolce rispetto al tartufo classico che siamo abituati a vedere con il cacao amaro, quindi col cioccolato fondente. Questi qua sono molto più dolci, però vi assicuro che sono buoni. Profumano già solo il profumo. E allora, se vi rendete conto che l'impasto è troppo appiccicoso, intanto noi ci laviamo le mani adesso, aggiungiamo un altro poco di biscotti, ma giusto quel non 2 o 3 biscottini, ecco, non più di questo. Intanto mi lavo le mani così vediamo se è il caso di aggiungere questi altri biscottini oppure no. Non c'è bisogno di mettere altro, vediamo, riusciamo a fare le palline. Ah, benissimo, non c'è bisogno. E allora a questo punto che facciamo? Quindi i biscottini qua li mettiamo qua dentro che non ci servono. A questo punto che facciamo? Lasciamo riposare un po' diciamo l'impasto e ci prepariamo il nostro piatto da portata per metterci questi pirottini dentro, anche perché vi ricordo questa è una preparazione che non necessita di cottura, quindi andiamo con questi pirottini. Allora, vediamo un pochettino di distribuirne un po' già pronti perché ci servono già pronti. Ecco qua, diamo sempre un tocco di colore perché fa allegria. E poi è anche un modo, diciamo, meglio per prendere il biscottino. Se già qua dentro il tartufino, come vogliamo chiamarlo, non si appiccica alle mani e ci resta. Ecco qua. Qua ce li mettiamo a fiori. Qua ne abbiamo presi 2.
giusto per finirci il nostro vassoietto, così voglio cercare di aggiustarli il più possibile. Ecco qua. È primavera. Na 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 na. E allora, a questo punto che dobbiamo fare? Prendiamo lo zucchero semolato, quello che avevo messo da parte, che avevo detto mi serviva dopo. Quindi lo mettiamo qua, anzi, dobbiamo proprio metterlo qua vicino. Allora, vi ripeto gli ingredienti per chi fosse stato distratto. Abbiamo detto 200 g di biscotti secchi, quelli da prima colazione, diciamo, più o meno 50 g di zucchero a velo, la buccia di un limone e il succo di un limone, qualche cucchiaino di limoncello, e quindi questi sono, diciamo, gli ingredienti per quanto riguarda il biscottino vero e proprio, il tartufino, e 100 g di cioccolato bianco. Guardate, a rigore potremmo usare anche il cioccolato fondente, questo come più vi piace. Se diciamo il cioccolato bianco ritenete sia troppo dolce e quindi non incontra i vostri gusti, possiamo fedelmente usare tutti gli ingredienti, cambiamo solo il cioccolato. Invece di mettere il cioccolato bianco mettiamo il cioccolato fondente, magari non quello proprio extra, quello un po' più diciamo più dolce, non verranno chiari, verranno un po' scuri col cioccolato fondente, quindi avremmo proprio il senso del tartufo, però sempre al limone. Questo secondo me, il cioccolato bianco, è dato dal fatto di lasciare il colore chiaro che richiama il limone. Poi la buccia e il limone che c'è dentro danno un profumo che è una meraviglia, e poco a poco diciamo che smorzano un pochettino il dolce di quel cioccolato bianco. Però poi ci sono persone che lo preferiscono a tutto, quindi va benissimo così. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vedete com'è lavorabile l'impasto, non appiccica, è bellissimo. Facciamo delle palline, sostanzialmente dei tartufini. Una volta fatti i tartufini, li passiamo nello zucchero, semolato questa volta, e li mettiamo nei nostri pirottini. Quindi qua, tutto qua. Ovviamente questo zucchero che ci mettiamo dopo è un di più, però diciamo che devono dare una nota un pochettino aggraziata. Questo zucchero, vedi, li aggrazia un pochettino, diversamente sarebbe un po' bruttino a vedere. Vi faccio vedere la differenza. Allora, se io faccio solo la pallina e la metto qua dentro, notate bene che non so se riuscite a vederlo proprio da vicino, guardate com'è triste questo rispetto a questo, quindi anche se aggiungiamo calorie, però dobbiamo fare così. Diciamo che la ricetta è questa qua, va? Ecco, finiamo questo piatto così andiamo dai ragazzi e vediamo che dicono. Wow. È un dolcino da preparare, vedi, in modo veloce, sempre così lo possiamo regalare, andiamo da un'amica per un compleanno, per un caffè, per un tè. Sono dolcini velocissimi. Meglio mangiarli non la sera, perché sono tutte queste calorie quando li smaltiamo. Durante la giornata riusciamo magari meglio a farci una bella passeggiata e così evitiamo delle calorie. Ecco qua, li finiamo un po' tutti perché sono pochi, ho fatto una quantità minima apposta. Ecco qua, guarda, un profumo viene da sta ciotolina, guarda, meravigliosa proprio. Ecco, limoni, questa è la terra dei limoni, e quindi noi li utilizziamo, e poi è un aroma che si presta in tanti dolci, la buccia del limone, in tutti i dolci
si può mettere perché dà quella nota in più che ci piace. E questo, e c'è la canzone, c'è quella canzone che fa, no, limoni non ci sono, quelle banane, lampone, noi diciamo banane, limoni, io sono con te, na, 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 questa sera, na, na. Sono un po', diciamo, tristi, che dite? Però poi è quello, è il gusto, quello che diciamo a noi interessa. Per cui se è un buon prodotto, se è gustoso, se il fatto che sia più chiaro, vabbè, pazienza. Non è che possiamo fare tutto rosso, tutto scuro, tutto... Magari si fa un vassoietto e facciamo una parte di quelli scuri, una parte di questi qua e in un vassoietto facciamo una fila scuri, una fila chiara, una fila scuri, una fila... E così almeno abbiamo un pochettino alleggerito o comunque marcato un po' di più questo colore che può dare tristezza. Però perché dà tristezza? No, ci delizia poi col profumo, quindi va bene così. Abbiamo quasi finito, così vi lo faccio vedere, finito. Io non lo assaggio questa volta perché è troppo dolce, ma a me non piace tanto il cioccolato bianco, quindi non lo assaggio per questo motivo, però per farvi contenti, se no... Ecco qua, e beh, c'è un bel vassoietto. Mo sto aumentando il volume. È meglio piccolini perché sono molto dolci, quindi è meglio piccolini. Troppo grandi poi... Ecco qua. Va bene. Mo ci avviciniamo alla Pasqua e quindi dobbiamo pur cercare di fare qualche dolcetto. Insomma, sembra che Natale è andato via da poco e già siamo a Pasqua, si può dire, non è che manca poi molto, però ecco qua, questi mesi galoppano. Che dite, ragazzi? Vediamo un pochettino. Abbiamo fatto un po' di macello qua. Ecco qua. Perfetto. Ci è rimasto poco. Intanto vi faccio vedere questi come sono venuti. Vedete un po' il colore chiaro, però in questi pirottini rossi danno un tocco un po' diverso. Giusto per farli vedere così. E io allora invece di assaggiare questo che c'è già lo zucchero, c'è ancora zucchero ulteriore, io assaggio un po' di impasto che mi è rimasto. Vediamo un po'. Il profumo è eccezionale. Ragazzi, vedete che il limone che c'è dentro nasconde quel cioccolato bianco, la dolcezza di quel cioccolato bianco. Guarda, possono essere bruttini forse a vedersi, ma vi assicuro che il sapore è meraviglioso. E poi il limone che a me piace tanto, lo senti proprio in bocca, senti quella buccia sotto i denti che veramente è una bellissima sensazione. E che dirvi, ragazzi, fateli. Mangiateli che sono buonissimi, non necessitano di cottura, quindi sono velocissimi pure a prepararsi. E che dirvi, alla prossima, buon dolce a tutti, buon tartufo a tutti, buon limone a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!